Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli del pomeriggio. Un operaio di 57 anni ha perso la vita mentre lavorava in un cantiere di via Ludovico Bianchini nel quartiere Zen di Palermo. In corso le indagini per comprendere le cause del decesso. È morta oggi Lorenza Sant'Angelo, moglie del capomafia Francesco Messina Denaro, nonché madre del boss Matteo. Si è spenta all'età di 88 anni a Castelvetrano, nella casa della figlia in cui viveva da diverso tempo. Rosanna Anatoli, consigliera laica del CSM, ha chiesto l'annullamento di tutte le delibere del plenum del 17 luglio scorso, poiché sarebbe stata impedita la sua presenza da alcuni colleghi che, a suo dire, l'avrebbero turbata psicologicamente. Anatoli mesi fa era stata accusata di aver rivelato atti di inchiesta ad un magistrato. Continuano i problemi strutturali del Palazzo di Giustizia a Catania. Delle infiltrazioni di acqua avrebbero danneggiato pesantemente diversi fascicoli. La Corte d'Appello ha avviato la ricostruzione della documentazione chiedendo gli atti agli avvocati. Infine, una violenta tromba d'aria nel Catanese ha causato danni e disagi ad Aci Sant'Antonio e Aci Reale, crollati impianti di pubblica illuminazione e diversi alberi, uno dei quali è finito su un'abitazione. Non si registrano fortunatamente feriti. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguiti, arrivederci.